che un avventore appunto ha anche assalito e sputato alla polizia locale. Infatti io volevo fare anche un po' un gesto di solidarietà e di vicinanza all'amico Andrea Pinaroli che ha subito questo oltraggio come pubblico ufficiale da questo avventore che evidentemente non ha apprezzato il fatto di essere stato fermato e controllato. Il vigile poi è dovuto ricorrere al servizio sanitario per un controllo, un tampone veloce, perché chiaramente non si sa chi si incontra, e quindi ecco, si registrano ancora questi fatti veramente indecenti. Dopo un mese e mezzo che si parla di sicurezza, di sanità, di rispetto delle regole, ancora troviamo persone pronte, disposte ad oltraggiare un pubblico ufficiale che sta facendo il suo lavoro di Pasqua o di Pasquetta. È veramente incredibile come certi italiani veramente non meritano di essere chiamati tali. Un episodio increscioso che fa male, soprattutto se si considera il lavoro continuo e incessante di tante persone, a cominciare proprio dalle forze dell'ordine in prima linea quotidianamente per cercare di far rispettare queste direttive fondamentali per limitare il contagio da coronavirus. E la rabbia del sindaco di Gallio, Emanuele Munari, è più che condivisibile. È ancora Munari che illustra l'attività di controllo sull'altopiano di molto incrementata in questi giorni di festa. Le nostre forze dell'ordine, che ringrazio tutte senza dimenticarmene neanche una, hanno effettuato oltre 2000 controlli sulle strade di accesso dell'altopiano, ma anche quelle interne, quindi un controllo veramente puntuale e perentorio che ha prodotto anche circa 32 sanzioni per quegli avventori che hanno cercato comunque, sprezzanti del decreto ministeriale, sprezzanti di tutte le norme, hanno cercato comunque di arrivare da noi in altopiano.